Sapeva quello che faceva quando ha imbracciato il fucile ed ha colpito a morte il genero. Giovanni Padovan, il 91enne che lo scorso 19 maggio sparò in faccia al genero Paolo Tamai, 63 anni, può essere processato, secondo la perizia psichiatrica. Per il 91enne agli arresti domiciliari in una struttura per anziani si profila dunque la richiesta di rinvio a giudizio. L'accusa della procura è di omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi. Abitavano in case confinanti e la tensione tra genero e suocero si trascinava da anni. La situazione è esplosa la mattina del 19 maggio quando dall'uscio della sua abitazione il 91enne ha sparato colpendo a morte il genero. Mi derideva, avrebbe detto l'anziano, e gli ho sparato, così è finita. Una tragedia che ha sconvolto il paese di Silea, dove Paolo Tamai era molto conosciuto ed apprezzato. Dopo le conclusioni della perizia psichiatrica per il suo assassino si potrebbe, nonostante l'età, avvicinare il processo.